L'arcipelago toscano è situato nel Mediterraneo occidentale ed è formato da 7 isole maggiori. L'intera area è circondata da 4 mari. A nord si trova il Mar Ligure, ad est il canale di Piombino, a sud alle mie spalle il Mar Tirreno e ad ovest il canale di Corsica. Dal 1996 l'intera area rientra nelle pertinenze del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che si estende su una superficie di 56.766 ettari, di cui fanno parte 11 comuni suddivisi tra le province di Livorno e Grosseto. L'isola d'Elba dista 10 km da Piombino sulla terraferma. Con i suoi 150 km di perimetro costiero è la più grande delle 7 isole che compongono l'arcipelago toscano e sul territorio sono presenti 7 comuni che fanno parte della provincia di Livorno. Spiagge, scogli, calette e mare cristallino sono le peculiarità di quest'isola. La fitta rete sentieristica che si snoda tra la macchia mediterranea permette di scoprire i panorami e la storia millenaria tra cave di granito, parchi minerali, villaggi, fari e antiche fortezze. Le isole sono territori affascinanti e misteriosi, ricchi di storie e leggende. Si narra che tra il IX e il X secolo le popolazioni saracene provenienti dalla penisola arabica assediarono l'Europa con incursioni feroci e razzie lungo le coste del Mediterraneo. Le piccole isole erano quindi territori facili da conquistare e saccheggiare, talvolta gli abitanti venivano rapiti e utilizzati come schiavi. In passato i paesi dell'Elba, sia quelli costieri che montani, furono depredati, rasi al suolo e ricostruiti più volte. Sebbene già ai tempi quest'isola era ricca e produttiva grazie alle sue miniere di ferro e fonderie, gli elbani si organizzarono nella costruzione di piedi e fortezze per difendersi dagli attacchi nemici. La pieve di San Giovanni si trova poco sopra l'abitato di Sant'Ilario ed è un'importante testimonianza del passato. Oggi si trova completamente spoglia e priva di copertura. Nel corso della storia quest'isola fu dominata da diverse popolazioni come quelle etrusche, romane, pisane e genovesi, che hanno lasciato tracce del loro passaggio attraverso monumenti, torri e resti di villaggi. La torre di San Giovanni sorge sulle pendici del Monte Perone a 300 metri di quota, sopra gli abitati di Sant'Ilario e San Piero. Fu edificata tra il XII e il XIII secolo dalla Repubblica di Pisa, che a quei tempi era un'importante repubblica marinara con intensi traffici commerciali nel Mediterraneo. A quei tempi la Repubblica di Pisa continuava a subire continui attacchi saraceni e da parte di altre repubbliche marinare per il predominio sul Mediterraneo e per questo motivo furono costretti ad erigere sistemi difensivi intorno all'isola. La torre di San Giovanni fu edificata per presidiare il golfo di Marina di Campo, una delle baie più pericolose per le possibili aggressioni dal mare. Fu costruita in pietra e legno sopra un enorme sasso di granito ed era formata da 2 piani e una terrazza di controllo andate poi distrutte durante un attacco nemico. Le uniche aperture sono una finestra e un ingresso al quale si accedeva con una scala di legno retraibile per rendere più difficili eventuali assalti. L'abitato di Marciana sorge a 375 metri di quota sul livello del mare, sulle pendici nord-ovest del Monte Capanne. È uno dei paesi più antichi e ricchi di testimonianze storiche dell'Elba. Le sue origini risalgono all'anno 35 a.C. Gli Appiani lo scelsero come residenza e da allora il borgo beneficiò di un grosso sviluppo a partire dalla costruzione della fortezza più protetta dell'isola, usata dalla popolazione come rifugio durante le incursioni piratesche. Qui a Marciana si trova l'impianto di risalita per il Monte Capanne. Si tratta di una cestovia inaugurata il 27 agosto 1963 dalla ditta torinese Marchisio.
Questa infrastruttura ha una lunghezza di 1635 metri e supera un dislivello di 617 metri. Lungo la tratta è sostenuta da 22 piloni ed è composta da 55 cestelli. Il Monte Capanne è composto in prevalenza da rocce di origine plutonica classificate come monzogranito, sottoposte al modellamento millenario di erosioni idroeoliche. Tutto ebbe inizio quando la Pangea, quel supercontinente che comprendeva tutte le terre emerse del nostro pianeta, cominciò a smembrarsi, aprendo nuovi oceani e chiudendone altri. In questa lunga fase avvenne la collisione e l'allontanamento tra la placca africana e quella europea, e i continui movimenti provocarono l'assottigliamento della crosta terrestre. Questo processo favorì l'ascesa di una massa magmatica che, raffreddandosi in prossimità della superficie, si convertì in roccia granitica, provocando una forte pressione sugli strati rocciosi esterni. Le enormi spinte plasmarono le forme dell'isola d'Elba e allo stesso tempo i filoni magmatici entrarono in contatto con i fluidi idrotermali e le rocce preesistenti sedimentarie e calcaree, dando così origine alla grande e famosa ricchezza mineralogica dell'isola. Pensate che sul versante meridionale del Monte Capanne nel secolo scorso avvennero 3 incidenti aerei. Il 4 aprile 1944 2 Bell P-39 dell'aeronautica militare americana, durante un volo di ricognizione meteo dalla Corsica a Livorno, precipitarono a breve distanza tra esse, uno in località Collaccio e l'altro in località Campitini. Mentre il 14 ottobre 1960 un quadrimotore De Havilland DH-114 durante il volo Roma-Genova si schiantò sulle pendici di questa montagna, provocando la morte di tutti gli 11 occupanti. Ma la storia del Monte Capanne prosegue tribolata. Pensate che la mattina del 14 agosto 1980 i servizi segreti francesi fecero esplodere i ripetitori dell'emittente Radio Corsica Libera in quanto simbolo dell'indipendentismo corso. In quell'occasione andarono distrutti anche altri ripetitori, come quelli dell'ENI, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e altre emittenti radio, provocando un danno di oltre 1 miliardo di lire. Sull'isola d'Elba l'allevamento di capre e pecore vanta una lunga tradizione secolare che si tramanda da intere generazioni. La pastorizia si è sviluppata in gran parte intorno al massiccio del Monte Capanne e si è evoluta con tecniche e metodi che si sono adeguati alle particolari condizioni ambientali. I caprili, chiamati anche chiusi, sono quelle tipiche costruzioni di pietra a secco dove veniva svolta la pastorizia e anche la produzione di formaggi ricotte come caccetti e barcelloni. L'architettura spartana era costituita da un recinto chiuso a forma circolare utilizzato come ricovero per le greggi e dal grottino adibito alla lavorazione dei formaggi come riparo contro le intemperie. Il grottino ha una forma circolare ed è coperto da una falsa volta realizzata con giri di pietra progressivamente aggettanti verso l'interno che garantiscono impermeabilità e una buona reazione per consentire l'accensione del fuoco. Solitamente venivano costruiti con una porta e anche una finestra, orientati in modo tale da essere preservati dai venti predominanti. Qui sull'isola sono ancora numerosi i caprili in buono stato di conservazione. Fin dai tempi antichi i fari che si trovano lungo la costa dell'isola hanno svolto un ruolo fondamentale nella gestione del traffico marittimo, facendo dell'isola d'Elba un importante punto di riferimento per la navigazione del Mediterraneo. Quello che vediamo qui dietro è uno dei fari più moderni eretti sull'isola. Fu attivato nel 1901 per segnalare ai naviganti il tratto di costa di Marina di Campo, a sud dell'isola d'Elba. Il faro di Capo Focardo a Capo Oliveri si trova all'interno del seicentesco Forte Focardo, di origine spagnola.
Si erge a 32 metri di quota sul livello del mare. Fu costruito nel 1848 per l'illuminazione del tratto costiero di Porto Azzurro. In questo luogo Raffaello Brignetti, uno dei più grandi scrittori italiani, trascorse la giovinezza a seguito del padre, che era il guardiano del faro. Oggi questo edificio è sede di abitazione dei faristi della Marina Militare Italiana. Mi trovo sulla spiaggia di Pomonte, una località posta a sud-ovest dell'isola d'Elba. Questa spiaggia è particolarmente conosciuta dai subacquei e dagli amanti dello snorkeling per la presenza di un relitto che si trova a circa 200 metri di distanza dalla riva, a una profondità di circa 12 metri. Si tratta del Evilskot, una nave cargo costruita in Olanda nel 1960. Questa nave ha una lunghezza di 60 metri per 10 di larghezza, un peso di 500 tonnellate e poteva raggiungere una velocità di 11 nodi. Nei primi giorni del gennaio 1972 il cargo partì vuoto dal porto di Taranto diretto a Marsiglia. Durante il viaggio l'equipaggio si accorse che stava imbarcando acqua. Così il comandante decise di fare rotta verso l'isola d'Elba. Il 10 gennaio la nave si trovò all'altezza di Pomonte, così il comandante decise di puntare dritto verso la riva con l'intenzione di insabbiarsi. Invece andò inavvertitamente ad urtare lo scoglio dell'Oliara, lo presero con la prua. La nave si impennò immediatamente senza più alcuna possibilità di effettuare manovre e iniziò a imbarcare acqua dal portellone di poppa. In pochi minuti l'equipaggio riuscì ad abbandonare la nave e a raggiungere la riva a nuoto. Dopo 12 giorni, a seguito delle forti mareggiate, l'Evilskot si inabissò completamente e oggi resta l'attrazione turistica del luogo. Capodenfola è un promontorio situato a nord dell'isola d'Elba, a poca distanza da Portoferraio, che vediamo qui dietro in secondo piano. È un territorio caratterizzato da un istmo, che è quel pezzettino di terra che divide due lembi di mare e unisce due colline. La prima è quella che vediamo qui dietro alle mie spalle e la seconda è quella che stiamo salendo in questo momento. Tra il 1935 e il 1938, a cavallo delle due guerre mondiali, qui a Capodenfola furono costruite delle strutture militari per la difesa costiera che interessò tutta l'Italia. I resti di queste strutture militari sono distinguibili ancora oggi. Lungo il percorso possiamo trovare gallerie, casematte, postazioni per cannoni, alloggi spartani per i militari e anche le cisterne per la raccolta dell'acqua. La batteria costiera fu realizzata per il controllo del tratto di mare elbano tra la Toscana e la Corsica. Era presidiato da 200 uomini e dotata di 4 cannoni. Per rendere utilizzabili queste postazioni antiaeree anche di notte furono posizionati dei potenti proiettori capaci di illuminare a giorno il mare antistante e il canale di Piombino. Qui avvenne un sanguinoso scontro bellico. Una notte un comando francese ricevette l'ordine di occupare l'Elba con un'operazione anfibia composta da 12 gommoni con a bordo 80 militari. Partirono da Procchio e si avvicinarono alla scogliera di Capodenfola utilizzando le pagaie per non fare rumore. Scalarono silenziosamente la scogliera coperti dal buio della notte, ma la caduta di una pietra allertò i tedeschi. Iniziò così un sanguinoso scontro che si concluse con la distruzione dei bunker con l'esplosivo al plastico. Alla fine della missione i francesi poterono contare solo 14 sopravvissuti, mentre i tedeschi ripiegarono immediatamente sulle coste toscane.
sull'estrema punta del Capodenfola troviamo questo scoglio che sulle carte nautiche è segnalato con il nome La Nave. Rio nell'Elba è uno dei borghi più antichi dell'isola, con origini nell'età del bronzo, e conserva numerose tracce del suo passato. Già nel 1260 viene documentato come comune di Rivi. Il toponimo sembra derivare dal latino rivus, che significa torrente, per il corso d'acqua che scorre nei pressi del paese e che azionava numerosi mulini idraulici, oltre che alimentare la grande vasca del lavatoio pubblico. A poca distanza da Rio nell'Elba troviamo l'eremo di Santa Caterina, probabilmente di origine romanica ma ampliato nel 1634. L'eremo nasce sui resti di una fortezza d'altura costruita dai Fenici nel VI secolo a.C. Nel 1700 in questo eremo vi soggiornò e predicò San Paolo della Croce durante la sua permanenza a Elbana. L'isola d'Elba è un territorio molto vario, passiamo dalle zone di mare a quelle di montagna, quindi anche la vegetazione ha le proprie caratteristiche. Alle quote più elevate attraversiamo boschi di conifere ad alto fusto, a basso fusto e zone arbustive, e anche boschi di castagno che, come è avvenuto in passato nelle Alpi, anche qui ha rappresentato per gli abitanti della zona un'importante fonte alimentare. Dai suoi frutti si ricavava la farina per fare il pane. Il sottobosco è invece caratterizzato da distese di aghi di pino oppure da felci dai colori vivaci. Sono anche presenti piante plurisecolari come nonno pino, così come lo chiamano gli elbani di Porto Azzurro. Questo pino ha un'età stimata intorno ai 250 anni, un tronco di circa 3 metri di diametro per 20 metri di altezza. Alle quote inferiori la macchia mediterranea è presente nell'arcipelago toscano con diverse tipologie che si sviluppano secondo le attività antropiche come la pastorizia o il taglio dei boschi, oppure a seguito di incendi o altri fattori ambientali. Su questi terreni impoveriti, aridi e rocciosi cresce la gariga, un'associazione vegetale costituita da piccoli arbusti dal colore grigiastro alti circa 70 cm, che sprigionano un forte profumo di oli essenziali durante la calura estiva. Le garighe più diffuse sull'isola d'Elba sono a dominanza di rosmarino, oppure cisto marino e rosa, e sono presenti soprattutto sui versanti meridionali a quote inferiori ai 200 metri. Qui possiamo trovare anche l'elicriso, un piccolo arbusto dai fiori dal colore giallo vivace che emanano un forte profumo di liquirizia. E a ridosso del mare naturalmente non possono mancare quelle bellissime piante dalla parvenza preistorica come le agavi e i fichi d'India.
Già in tempi remoti gli abitanti dell'isola ebbero l'esigenza di trovare un modo per coltivare la terra di questo territorio ripido e aspro. La soluzione dei terrazzamenti permise così la produzione di verdure, alberi da frutta, ulivi, ma soprattutto uva da vino. La faticosa tecnica del terrazzamento consisteva nel liberare il terreno soprattutto dalla macchia mediterranea con il fuoco, per poi estirpare a mano le profonde radici di questa vegetazione. E poi si procedeva a disossare il terreno dalle rocce interrate. Le stesse rocce venivano raccolte per essere squadrate grossolanamente con lo scalpello e riutilizzate per realizzare i classici muri a secco a incastro senza cemento o altri sigillanti. L'Elba è cosparsa di terrazzamenti, alcuni sono ancora coltivati, altri abbandonati ed altri ancora sono stati inghiottiti nuovamente dalla macchia mediterranea. Ritrovamenti di antiche anfore vinarie di origine romana testimoniano che qui sull'isola la produzione di vino è vecchia di almeno 2000 anni. Sole, suoli rocciosi e clima secco sono le caratteristiche che contraddistinguono i vini elbani ad alta gradazione dai sapori forti. Pensate che ancora oggi dalla spremitura di queste uve si ricavano vini pregiati come l'Elba rosso, rosato e bianco, l'Aleatico oppure l'Elba ansonica o l'Ansonica passito, che si possono acquistare nelle caratteristiche cantine dell'isola. Capoliveri è un antico borgo arroccato sulle pendici del Monte Calamita a 167 metri sul livello del mare. In passato era legato all'attività agricola e mineraria, mentre oggi è uno dei centri elbani più caratteristici e ricchi di storia. Il paese conserva l'aspetto medievale con stretti e pittoreschi vicoli ad arcate chiamati chiassi, dove sono presenti piccole botteghe artigiane e tipici locali per la degustazione della cucina locale. Nel periodo medievale fu fortificato dai pisani per le continue incursioni da parte dei pirati saraceni. Tra le più feroci battaglie si ricordano quelle avvenute nel 1544 condotte dal corsaro Khayr al-Din Barbarossa e nel 1553 condotte dal suo successore l'ammiraglio ottomano Dragut. Nella parte est dell'isola i rilievi cominciano a prendere una tonalità diversa. Siamo nel comprensorio del Monte Calamita dove sono presenti le miniere di ferro. Quello che vediamo qui dietro è il Monte La Croce, sopra Porto Azzurro. Abbiamo raggiunto in questo momento la vetta del Monte La Croce. Quello che vediamo è tutto il massiccio del Monte Calamita. Le miniere di ferro si trovano sulla punta estrema a sud. Quello che vediamo qui sotto è il golfo di Porto Azzurro con il suo abitato. Le miniere del Monte Calamita si trovano tra le aree più selvagge dell'isola. Qui si estraeva la magnetite, un minerale molto denso con proprietà magnetiche. I giacimenti minerari della zona prendono il nome di calamita, sassi neri e ginebro. Si narra che le antiche bussole dei naviganti, quando si trovavano nel tratto di mare antistante il Monte Calamita, impazzivano per l'effetto della magnetite. Per secoli queste miniere hanno rappresentato un'importante fonte di lavoro per la popolazione elbana e dopo oltre 3000 anni di sfruttamento dei giacimenti l'attività mineraria fu sospesa nel 1980, nonostante sotto il livello del mare ci sia ancora molto ferro disponibile. Oggi le miniere di Capoliveri rappresentano un'importante testimonianza di archeologia industriale dove è possibile effettuare delle visite guidate per conoscere la loro storia millenaria.
queste gallerie furono realizzate per l'avvicinamento alla parte nobile della roccia attraverso perforazioni ed esplosivi e discendono per 54 metri sotto il livello del mare. Il materiale estratto veniva caricato su dei vagoni e attraverso una ferrovia inviato al frantoio. In questi edifici invece avveniva la separazione tra la parte ferrosa e la parte inerte della roccia. Il materiale ricavato veniva poi caricato nelle stive e nelle navi. Il Volterraio è la fortificazione più antica di tutta l'isola. L'origine del nome sembra derivare da Volterra o Volterrano e per questo motivo viene attribuita a una costruzione di origine etrusca. La fortezza è situata a 394 metri di quota sul livello del mare ed è visibile da gran parte dell'isola. Questa è la ragione principale per cui fu edificata proprio qui, per la posizione strategica per il controllo del mare e per la morfologia scoscesa che la rende inespugnabile. Questa struttura fu ampliata dai Pisani nel 1281 sempre per scopi difensivi e poi ancora nel 1440 da Jacopo III Appiani, signore di Piombino. L'architettura di questa fortezza si presenta con una pianta esagonale. Le parti più antiche sono le cinta murarie e la torre di avvistamento quadrangolare. Dal Volterraio abbiamo in vista Portoferraio, il capoluogo e porto principale dell'isola, che conta circa 12.000 abitanti. In passato fu chiamato dai Romani Fabricia per le lavorazioni siderurgiche della zona. Ma all'isola d'Elba è anche legato un nome importante della storia, quello dell'imperatore Napoleone Bonaparte, che giunse qui sull'isola dopo la disastrosa campagna di Russia e la sconfitta di Lipsia. Su quest'isola Napoleone trascorse un esilio durato 10 mesi, dal 3 maggio 1814 al 26 febbraio 1815. Soggiornò in questa casa, nota come Villa dei Mulini nel centro storico di Portoferraio, e a Villa San Martino a poca distanza dal capoluogo isolano. Napoleone riuscì a fuggire dall'Elba una notte durante un ballo di carnevali in maschera per la riconquista del trono di Francia che durò solo 100 giorni. La fuga dall'isola lo condusse alla distruttiva battaglia di Waterloo e al suo secondo esilio sull'isola di Sant'Elena, situata nel mezzo dell'Oceano Atlantico, dove morì il 5 maggio 1821. Dalla spiaggia di Rio Marina termino così questo cortometraggio dedicato all'isola d'Elba. Se ti è piaciuto questo video ti invito a lasciarmi un like e ad iscriverti sul mio canale YouTube Johnny Caldiero. Grazie per avermi seguito qui.